È un gioiello dal Medioevo che è arrivato fino a noi ed è l'orologio di Jacopo Dondi dell'orologio, che è medico a Chioggia dal 1313. Questo orologio qui è stato studiato da oltre 60 stati e anche dall'Università di Roma, che ci ha chiesto di prestarglielo e noi abbiamo detto no, perché Roma è città eterna, non torna più niente. E allora resta qui. Tu ti chiami? Matteo. Vieni, da Vangelo secondo Matteo, ti facciamo fare un lavoro. Una volta. Sediamo sul fianco. Non solo i ragazzi delle scuole locali usufruiscono delle uscite di istruzione tra i monumenti e i palazzi di Chioggia per essere messi a conoscenza delle bellezze del nostro territorio. Questa mattina abbiamo avuto il piacere di incontrare sulla torre dell'orologio di Sant'Andrea i ragazzi di una classe prima della scuola paritaria secondaria di primo grado Bettini di Padova, facente parte dell'Istituto Romano Bruni, un'uscita prevista in un programma dedicato alle classi prime per scoprire le meraviglie e i tesori del territorio veneto e che prevedeva appunto tra le tante la visita alla torre. Ammirati dal panorama visibile all'ultimo piano che la città offre, si sono goduti le spiegazioni attente, puntuali e simpatiche del professor Luciano Bellemo, storico e appassionato di Chioggia, che ha permesso a due ragazzini di aiutarlo nel far partire l'antico orologio. I ragazzi, dopo aver ammirato Chioggia dall'alto, temendo che le bellissime campane si mettessero a suonare allo scoccar dell'ora, hanno preso poi la strada verso il Museo Olivi di Zoologia Marina.